Una buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione di Antenna 3 in questo mercoledì. Come sempre tanta cronaca dal territorio, tanti collegamenti dalle nostre sedi provinciali oltre che dalla Marca trevigiana. Giornata con, abbiamo detto, diversi appuntamenti. Andiamo a vedere innanzitutto il sito del Corriere del Veneto che dà conto di un paio di notizie di cronaca proprio di queste ultime ore prima di partire appunto con i servizi. In particolare questa notizia: a Verona 2 motociclisti perdono la vita in poche ore. Si tratta di 2 giovani, 2 distinti incidenti stradali. Qui il Corriere riprende invece, poi ci torneremo con le immagini dei nostri colleghi di Bassano e Vicenza, l'incidente con il camion uscito di strada sulla Marosticana, siamo proprio a Vicenza, che ha abbattuto il colonnato di una chiesa, e andremo anche a sentire le voci delle persone che sono rimaste naturalmente così impressionate e dispiaciute per questo incidente. Per quanto riguarda proprio gli incidenti di Verona, abbiamo detto ieri e la notte a 4 ore di distanza l'uno dall'altro, alle 20 un 23enne veronese è morto dopo essere finito con la propria moto contro un albero mentre stava attraversando la circonvallazione, avrebbe perso il controllo della sua Honda da solo. Il secondo mortale alle 23:45, in questo caso parliamo di un 46enne residente in città che dopo aver perso il controllo della sua Yamaha ha sbattuto contro il guardrail in cemento, e purtroppo per i 2 centauri non c'è stato nulla da fare. Allora, abbiamo detto, andiamo alla cronaca di queste ore, andiamo nel Padovano con il questore di Padova che ha disposto l'allontanamento dal territorio nazionale con imbarco su un aereo per Lagos di un 48enne nigeriano considerato pericoloso. L'uomo, di fatto senza fissa dimora da mesi, era però presente nel comune di Cadoneghe. Imbarcato in un volo diretto Milano-Malpensa-Lagos, un 48enne nigeriano è stato allontanato dal territorio nazionale dopo il provvedimento del questore di Padova Marco Dorisio. Negli ultimi 7 anni lo straniero, che gravitava tra Padova e Cadoneghe, era stato protagonista di numerosi episodi di violenza. Vista la sua pericolosità sociale, è stato scortato in patria da 2 agenti della questura di Padova che lo hanno riportato in Nigeria. L'uomo era entrato clandestinamente in Italia da Lampedusa facendo richiesta di protezione internazionale che non era mai stata accettata. Nel 2017 infatti era stato più volte denunciato per percosse e interruzione di pubblico servizio. Aveva aggredito in strada senza motivo un dipendente delle poste mentre stava lavorando. Nel 2019 invece la Polfer di Vicenza lo ha denunciato per violenza e minaccia pubblico ufficiale perché a bordo di un treno regionale aveva aggredito un agente che gli aveva chiesto di spostarsi dato che occupava un posto destinato ad una donna con un bimbo piccolo. Il nigeriano, in stazione a Verona pochi mesi dopo, aveva nuovamente aggredito dei poliziotti durante un controllo, episodi ripetuti anche nel 2021. Dopo aver scontato 4 mesi di reclusione, a marzo era tornato in libertà bivaccando in una zona di Cadoneghe dove era stato più volte segnalato dai residenti per i suoi comportamenti molesti. Andiamo a vedere adesso invece l'home page del Gazzettino che dà conto di un caso su cui approfondiremo tra pochi istanti col nostro Christian Arboit in diretta da Colle Umberto. Il Gazzettino titola Vittorio Veneto, siamo nel comprensorio del Vittoriese di fatto. Colle Umberto, dramma al centro commerciale, commessa 30enne, dipendente di una parafarmacia in un noto centro commerciale della zona, trovata esanime in una pozza di sangue dietro al bancone. Non è successo in queste ore, successo nelle scorse settimane. Si sta cercando di capire cosa sia accaduto a questa ragazza appunto giovane per essersi trovata in quelle condizioni. Pare che la giovane non ricordi nulla. Allora chiederei gentilmente alla regia, oggi ci sono Antonio Esposito e Alessandro Granziera con noi, di collegarci in diretta da Colle Umberto con il nostro Christian Arboit, che dovrebbe essere... Sì, vai con calma perché si stanno ancora sistemando i colleghi. Va bene, allora li ritroveremo tra pochissimo. Andiamo di nuovo a Padova, allora parliamo di minori. Abbiamo
Come sempre un'ampia pagina dedicata purtroppo a fatti di cronaca che coinvolgono sempre più spesso ragazzi e ragazzini. In questo caso nel Padovano coinvolti addirittura nello spaccio di droga, un fenomeno che è in crescita a Padova, denunciati 2 giovanissimi, sequestrato un etto di hashish trovato nello zainetto di una sedicenne. La scrivania della sua cameretta usata come piano di lavoro per pesare e confezionare la droga, una sedicenne padovana insospettabile e senza precedenti è stata denunciata dopo un'operazione antidroga della squadra mobile di Padova che ha smantellato un giro di spaccio gestito da giovanissimi pusher nella zona del sottopasso di Via Adige. La minorenne durante il blitz della polizia ha cercato di scappare approfittando del fuggi generale e ha abbandonato uno zaino con all'interno un panetto di hashish del peso di un etto. Assieme alla droga anche alcune centinaia di euro, un mazzo di chiavi con l'iniziale del nome della ragazza ed un coupon con indicato il suo nome e il numero di telefono. I poliziotti si sono così presentati a casa della sedicenne dove, alla presenza della mamma stupita, hanno perquisito la camera della figlia trovando nel cassetto della scrivania altri 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. La sedicenne è stata denunciata e riaffidata alla mamma. Durante il blitz i poliziotti hanno bloccato anche un 17enne tunisino già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo aveva gettato a terra 7 dosi di cocaina, un pezzetto di hashish. Anche lui è stato denunciato e portato in una comunità per minori di Padova. E torna invece a Spresiano, nel Trevigiano, l'incubo dei sassi dai cavalcavia. I carabinieri stanno indagando, 6 sarebbero stati già identificati, 6 ragazzi, su un episodio accaduto l'altra sera lungo l'immissione in Pedemontana, sospettata una banda di minorenni, con il sindaco che parla di follia pura. Chiaro che bisogna vedere adesso a cosa porteranno le indagini, ma se verrà confermata quella che è l'ipotesi di questo lancio di sassi, insomma, non si può mica più parlare di bravate o di ragazzate, sono cose serie che possono portare anche a conseguenze gravissime. Stanno mettendo insieme i tanti indizi raccolti i carabinieri intervenuti nella serata a Spresiano accanto ai colleghi della Polstrada dopo che un automobilista ha segnalato la presenza sospetta di ragazzini a bordo strada vicino un piccolo cumulo di sassi. L'ipotesi è che fossero pronti a mettere in scena un gioco pericolosissimo. La banda è stata avvistata tra i 2 cavalcavia che insistono sulla Pedemontana all'altezza di via Ferraressa, poi la fuga verso il campo da calcio di Visnadello dove sarebbero stati raggiunti dai militari. Il gruppetto pare non sia passato inosservato nemmeno tra i residenti, quindicenni, sedicenni già noti per atteggiamenti sopra le righe. Sappiamo tutti che abbiamo le mani legate quando si parla di minori, però ecco, sicuramente un qualcosa bisogna fargli fare a sti ragazzi qua, perché non è possibile che facciano queste cose, insomma. Trattandosi di minori la cautela è massima, con i carabinieri che stanno sentendo i soggetti interessati un aiuto potrebbe arrivare anche da alcune telecamere. Questi sono reati, noi qualche giorno fa abbiamo avuto un inizio di incendio a confine con Villorba dall'altra parte del paese e anche lì cioè, non si può parlare di bravate quando uno appicca un incendio, la bravata è un'altra cosa, la bravata è impennare in motorino, quella è una bravata. Insomma, non si esclude una relazione tra l'allarme in Pedemontana e l'incendio di sabato sera all'ex filatura San Lorenzo. Anche in quel caso era stato visto un gruppetto di giovanissimi allontanarsi, entrambe situazioni ad altissimo rischio per sé e per gli altri. Soprattutto non si rendono conto di cosa avrebbero potuto provocare, perché un sasso lanciato a una macchina in corsa o a una motocicletta ancor più in corsa, piuttosto che un incendio appiccato, ma sia per loro, perché attenzione, anche per la loro incolumità è pericoloso, ma soprattutto per l'incolumità degli altri credo che sia follia pura, follia pura. Ecco, sembra lampante ma evidentemente non lo è. Allora andiamo adesso, siamo in grado di andare a Colle Umberto in diretta da Cristian Arboit e Simone Merlo per questo caso ancora tutto da decifrare di questa giovane trentenne dipendente di una parafarmacia di un noto centro commerciale della zona che è stata trovata di fatto a terra, sanguinante, e solo ora che è ricoverata a Motta di Livenza inizia a riprendersi ma senza ricordare nulla. Cristian, a te buongiorno.
Buongiorno Lina, anche da parte di Simone Merlo e Tommaso Migot che stanno curando la parte tecnica. Ci troviamo all'esterno delle gallerie commerciali Bennett di Colle Umberto, più noto per essere il centro dell'Iper Tosano. Ci siamo allontanati, non ci siamo collegati subito perché siamo stati allontanati dalla proprietà del centro commerciale. Ci hanno chiesto di non filmare né all'interno né all'esterno. Resta il fatto che c'è un mistero, un giallo in piena regola che riguarda questa ragazza di 30 anni, Martina Peruzza, che il 20 marzo scorso era stata ritrovata in una pozza di sangue all'interno della parafarmacia che non è all'interno dell'Iper Tosano come qualcuno sta dicendo, ma si trova all'esterno nella galleria commerciale Bennett. Abbiamo tentato di parlare appunto con un collega, ma sono tutti consegnati al silenzio. Resta il fatto che questa ragazza è stata ritrovata quella sera del 20 marzo scorso in questa chiazza di sangue. Immediati i soccorsi, per diversi giorni, per settimane questa giovane ha lottato tra la vita e la morte, alla fine ce l'ha fatta, è riuscita per l'appunto a sopravvivere ed è stata portata all'Oras di Motta di Livenza per una riabilitazione molto delicata anche dal punto di vista neurologico. La ragazza non ricorda assolutamente nulla. All'inizio, quando si è risvegliata, ha iniziato a parlare in inglese perché appunto per anni ha vissuto e lavorato in Inghilterra. Da ieri pare che le condizioni siano migliorate, ma per il momento appunto Martina non ricorda nulla, ed è da qui che si sono in qualche modo insinuati i sospetti dei familiari. Questa mattina ho parlato con alcuni parenti, la situazione, lo comprenderete, è particolarmente delicata. Parenti che dicono forse è stata aggredita, non credono del tutto al malore naturale, ad un aneurisma o qualcosa del genere, e quindi chiedono di fatto un supplemento di indagini, chiedono di fare chiarezza. Lo ha fatto il papà chiedendo delucidazione ai carabinieri di Vittorio Veneto, e questa mattina gli stessi carabinieri del comando provinciale hanno riferito che faranno degli approfondimenti e sentiranno con ogni probabilità anche la direttrice della parafarmacia. Quindi ci saranno degli approfondimenti. Fino ad oggi questo caso è stato trattato come un malore, come un incidente sul lavoro. Lo stesso sindaco di Colle Umberto, Sebastiano Coletti, che ho contattato poco fa, ci diceva che la polizia locale di Colle Umberto ha trattato questo caso fin dall'inizio come un infortunio sul lavoro. Quindi questo è lo stato dell'arte. C'è un giallo sostanzialmente sul quale faranno luce nelle prossime ore gli stessi carabinieri. C'è un altro elemento che ti do in chiusura, Alina, ovvero sabato scorso all'interno di questa galleria commerciale un uomo è andato in escandescenza. C'è voluto il taser per bloccarlo, per limitare questa escandescenza, questo atteggiamento a un certo punto molto pericoloso. Anche alla luce di questo e alla luce delle rapine che nelle settimane scorse hanno interessato delle farmacie, soprattutto nella Castellana, i parenti hanno chiesto chiarezza. Pare che non siano state visionate delle telecamere, resta anche il giallo se appunto all'interno del locale ci fosse o meno una telecamera. La ragazza sarebbe stata trovata riversa a terra in una chiazza di sangue, non dietro il bancone, ma di fatto nel ripostiglio dietro il bancone. Tutti elementi che in questi minuti, in queste ore, i carabinieri, soprattutto dopo l'appello dei familiari, stanno mettendo in fila per non lasciare nulla di intentato. Io ti lascio con l'immagine del centro commerciale alle mie spalle. Con Simone Merlo e Tommaso Migot continueremo a raccogliere delle testimonianze, perché lo capirete, in questo momento ogni dettaglio può essere
utile anche per rassicurare questi familiari, in attesa che la ragazza, che Martina, torni a ricordare, perché appunto ha dei fortissimi vuoti di memoria e non ricorda assolutamente nulla di quello che è successo. L'Oras, abbiamo contattato anche l'Oras, non rilascia dichiarazioni formali al momento riguardo la salute della ragazza e quindi capirete che insomma ci sono tanti dettagli ancora da conoscere nella loro interezza. Per il momento è tutto, Lina, ti restituisco la linea da Colle Umberto. Grazie a Cristiana Arboit, grazie ai colleghi per la parte tecnica. È la famiglia che di fatto chiede, sono i familiari, i parenti che di fatto chiedono di avere chiarezza rispetto a quello che sta succedendo. Allora, prima vi citavo 2 centauri purtroppo che hanno perso la vita nella serata di ieri nel Veronese, un giovane di 23 anni, un uomo di 46. C'è stato un altro morto non in strada propriamente, in un parcheggio, Vicenza, eccolo qua, l'home page del Corriere del Veneto, travolto da un'auto nel parcheggio dell'ospedale, muore un pensionato di 62 anni. L'incidente ieri pomeriggio intorno alle 16 nel park del San Bortolo, la vittima è Sandro Canetti di Noventa Vicentina. Fatale il trauma cranico da schiacciamento al volante dell'auto, una donna sotto shock, la dinamica è in ricostruzione, evidentemente questa automobilista non si è accorta facendo manovra della presenza del 62enne che appunto ha riportato un trauma cranico troppo grave. Una volta che la barella è entrata in pronto soccorso in codice rosso, scrivono i colleghi del Corriere del Veneto, il suo cuore aveva già smesso di battere. Canetti nel giro di pochi istanti è andato in arresto cardiaco, vane le manovre di rianimazione ripetute più volte e adesso appunto sarà da chiarire quello che è successo. Una testimonianza invece importante l'abbiamo raccolta a Loria perché c'è stata il mese a febbraio una rapina in casa. Di fatto un soggetto si è presentato all'abitazione di un 69enne, con una scusa si è fatto aprire la porta. Però il suo intento era quello di sfilargli la catenina in oro. Ne è nata una colluttazione, i carabinieri hanno identificato questo rapinatore perché poi alla fine di rapina si è trattato, si tratta di un 32enne di origini magrebine domiciliato a Bassano del Grappa. Loro cercavano a me quando sono fuori, che dopo mi hanno fatto inchinare per far leggere il bledo che era bianco, non c'era niente. Il modo di farmi inchinare è il modo che la collana si spostasse, per prenderla ho fatto questo gesto e questa collusione che è avvenuta. Sono stati attimi terribili per il 69enne malmenato e strattonato dal malvivente. L'uomo si è presentato a casa della vittima con una scusa, lo ha fatto chinare, poi all'improvviso ha tentato di impossessarsi della catenina d'oro con crocefisso che aveva al collo, un monile del valore di circa 2.000 euro. Ce ne siamo urtati uno con l'altro, lui ha perso anche gli occhiali perché urtandosi uno con l'altro ha perso anche gli occhiali e poi dopo 4-5 volte è riuscito a strapparla ed è scappato. Il 69enne ha tentato di difendersi ma è stato spinto violentemente. Il malvivente è riuscito a strappargli la collanina e a fuggire a bordo di un'auto. Secondo la vittima, ad attendere il rapinatore ci sarebbe stato un complice alla guida della vettura. Secondo me mi stavano controllando, ci dice il signor Grazioso. Secondo la mia idea loro sapevano, mi tendevano, sapevano, mi avevano visto in qualche parte e mi hanno aspettato, ho teso la trappola come vuole dire lei. Il rapinatore è un 32enne marocchino domiciliato a Bassano, denunciato per rapina aggravata. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'uomo grazie al sistema di videosorveglianza posizionato nella zona della rapina e alla collaborazione con i carabinieri di Solagna in provincia di Vicenza. Durante la perquisizione lo straniero è stato trovato in possesso degli stessi indumenti indossati al momento della rapina. Non solo, ma aveva anche mezzo etto di hashish, materiale per la pesatura e per il confezionamento dello stupefacente. Per questo dovrà anche rispondere di detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Ieri c'è stata un'ondata intensa di maltempo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, forti raffiche di vento, abbondanti piogge, in diverse zone anche grandinate piuttosto significative. Adesso andiamo a vedere il resoconto in Pedemontana, in particolare sul fronte bassanese, maltempo con vento e grandine, ma non si sono registrati danni, netto calo, questo lo abbiamo avvertito tutti, delle temperature.
Pedemontana colpita da vento, pioggia e grandine nelle scorse ore. Come anticipato dalle previsioni meteo, tutto il territorio della Pedemontana e anche il centro di Bassano sono stati colpiti da forti raffiche di vento da nord-est, con l'aggiunta di qualche breve ma intenso acquazzone. Non è mancata la grandine, anche se i chicchi sono stati di dimensioni contenute. Complice il forte calo delle temperature, attorno ai 10 gradi di differenza rispetto al giorno precedente, il ghiaccio è rimasto a terra, visibile in centro per un certo periodo quando è tornato il sole. Le previsioni per le prossime ore e per il resto della settimana sono di temperature ancora fresche e comunque al di sotto della media stagionale. E allora ogni volta che si prevede maltempo gli occhi vanno al cielo, c'è timore naturalmente di conseguenze, lo abbiamo detto. A Vicenza sono iniziati i lavori per dare il via all'estensione del bacino di Montebello a servizio del torrente Chiampo, opera che va a difendere non solo Vicenza ma anche il Veronese, San Bonifacio, Monteforte d'Alpone e Soave. Allora ci colleghiamo in diretta con il nostro Daniele Garbin, con Simone Squarcina e vedo ospite l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Buongiorno a entrambi. Sì, Lina, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Sì, in effetti con me proprio in compagnia l'assessore Bottacin, che in questo caso è assessore per la difesa del suolo soprattutto, però si parla di sicurezza, nel caso è tutto tondo, sono opere che vengono realizzate, ricordiamo anche con l'ultima alluvione, proprio grazie alla protezione di questi bacini che vengono realizzati. Questo è per dimensioni e investimenti una grande opera che non si ricordava prima, appunto è stata realizzata negli anni 20. Ecco, alle mie spalle il presidente Zaia prima ha fatto proprio la prima pala con quella ruspa che vedete alle mie spalle, proprio di inizio di un percorso, proprio perché abbiamo visto che è il percorso giusto, vero Assessore? C'è stato un cambio di rotta come mentalità nella gestione delle opere di questo tipo, qual è? Ma diciamo che c'è ancora molte perplessità da parte di qualcuno, perché ogni volta che proponiamo di fare un bacino, quando va bene c'è un ricorso, quando va male ci sono proteste anche piuttosto vivaci. Però la realtà è che dopo il 2010 abbiamo assistito a precipitazioni piovose anche molto più rilevanti che non hanno creato i danni del 2010, e questo è stato grazie a opere come quella in cui ci troviamo. Noi siamo all'interno del bacino di laminazione di Montebello, che consentono di evitare che i fiumi esondino allagando centri abitati e zone industriali. Perché? Perché i bacini di laminazione sono dei parcheggi temporanei per l'acqua, quindi queste zone, che sono aree agricole tendenzialmente, che rimangono con la stessa destinazione appunto agricola, quando il fiume raggiunge un certo livello vengono allagate appunto per preservare tutto quello che sta a valle. Qui siamo nel bacino di Montebello, realizzato 100 anni fa. Come si vede, gli argini sono in erba, in terra battuta ed erba, quindi anche chi dice sono colate di cemento vuol dire che non sa di cosa sta parlando, ed è stato utilizzato 130 volte nell'ultimo secolo. Non fa notizia, perché quando si utilizzano questi interventi non succedono i danni e quindi la gente non se ne accorge, però sono fondamentali. Questo bacino nella sua configurazione attuale è in grado di raccogliere 6 milioni di metri cubi d'acqua dell'Agnoguà, preservando tutto quello che sta a valle rispetto a questo punto, ma con l'intervento che abbiamo iniziato oggi questo bacino sarà in grado di accogliere 9 milioni, quindi 3 milioni di metri cubi d'acqua in più dell'Agnoguà, ma anche di accogliere l'acqua del corso d'acqua che sta alle mie spalle, che è il Chiampo, e quindi avrà una duplice funzione: evitare i colmi di piena dell'Agnoguà, ma anche quelle del Chiampo, quindi un intervento assolutamente importante e che ha ripercussioni sulla provincia di Vicenza, di Padova e anche di Verona. Devo dire che il modello Veneto è particolarmente riconosciuto a livello nazionale. Io domani parteciperò a un convegno organizzato dal Consiglio degli Ingegneri, dove sono ospite come Regione Veneto, appunto per spiegare qual è il modello Veneto, e a questo convegno, tanto per sottolineare l'importanza, partecipano 3 ministri e probabilmente la chiusura sarà fatta dal Presidente del Consiglio Meloni. Ecco, abbiamo capito che proprio questo primo colpo di pala di ruspa è l'inizio di una serie di lavori. Una parte verrà appaltata, diamo un po' di tempi, quando inizieranno e quando verrà consegnata l'opera.
Allora, i lavori sono iniziati con il primo colpo di pala simbolico fatto oggi, ma gli scavatori stanno già lavorando qua attorno, quindi sono già partiti. Ci vorranno un paio d'anni, perché stiamo parlando di un'opera che vale nel suo primo stralcio 33 milioni e mezzo di euro, quindi sono opere costose ma che evitano danni ben maggiori. Lina, io a questo punto direi che noi li abbiamo dati e restituirei la Lina allo studio ringraziando l'assessore per la presenza. Grazie all'assessore Bottacina, Simone Squarcina per la parte tecnica. Allora, fin qui il tema, lo abbiamo visto, del maltempo, di tutto quello che si può fare per contenerne gli effetti. Apriamo una parentesi su un tema completamente differente, perché vedo già collegata la nostra Valentina Visentin da Padova insieme a Federico Cibotto, dove c'è una polemica un po' particolare, soprattutto qui in Veneto, terra alpina, no? Scoppia il caso per la prossima installazione di una statua di alpino con un fucile. Malumori nella giunta di centro-sinistra, sono molte tra l'altro, Valentina, le testimonianze di statue che abbiamo nei nostri territori che ritraggono, d'altronde parliamo appunto di una componente dell'esercito, gli alpini armati. Proprio così, in Veneto statue di alpine sono frequenti in molte città e paesi della nostra regione, proprio per l'affetto che la nostra regione ha per questo corpo, e anche in questi giorni in cui abbiamo assistito alla adunata e alle prossime manifestazioni degli alpini. Però qui a Padova la prossima installazione di una statua dedicata agli alpini sta creando un po' di malumori. Cosa accade? 4 anni fa il gruppo Alpini Padovano aveva fatto richiesta al sindaco della città di posizionare, di realizzare una statua di alpino in un parco. Statue come quelle che vedete nelle immagini in tante città del Veneto sono più o meno simili, nel senso che seguono certi canoni e hanno certi elementi che sono proprio appartenenti alla simbologia dell'alpino, ovvero la divisa, il classico cappello con la penna nera e il fucile, visto che si tratta di un corpo militare, ovviamente un fucile d'epoca. 4 anni fa appunto la richiesta, il gabinetto del sindaco si era attivato dando l'incarico anche ad uno scultore piuttosto famoso, Ettore Greco, che in questi anni ha realizzato questa statua di alpino, ma a pochi giorni dall'installazione che doveva avvenire qui nel parco Tito Livio, dove io mi trovo adesso, vedete c'è anche già il piedistallo, doveva avvenire a maggio, quindi a poche settimane dall'inaugurazione c'è un po' di polemica perché alcuni assessori della giunta di centrosinistra si interrogano sull'opportunità che questa statua abbia un fucile. Siamo in un periodo segnato profondamente da 2 conflitti molto gravi nel mondo, quello in Palestina quello in Palestina e poi quello in Ucraina, e quindi gli assessori si chiedono se il fatto che la statua abbia un fucile possa essere divisiva e non dare un segnale di pace. Ovviamente queste posizioni hanno creato lo stupore tra il gruppo padovano degli alpini che dice: siamo un corpo militare, abbiamo sempre lanciato un messaggio di pace, essendo un monumento storico è ovvio che sia contraddistinto anche da quegli elementi appunto che caratterizzavano gli alpini che hanno combattuto la prima guerra mondiale, ovvero, come dicevo prima, il cappello con la penna nera, la divisa militare e il fucile d'epoca. Dunque vedremo come anche nei prossimi giorni questa polemica andrà avanti. Abbiamo anche sentito al telefono la presidente di Ampi Padova, Floriana Rizzetto, che dice nutro profonda stima per gli alpini, e effettivamente il fatto si poteva anche pensare magari di trovare un'altra lettura del grande impegno che gli alpini hanno avuto non solo nel passato ma anche nei giorni nostri, quindi con il loro impegno sempre sul fronte delle emergenze. Vedremo come andrà avanti e se effettivamente la statua verrà posizionata qui su questo piedistallo che in questo momento stiamo inquadrando. Intanto da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina Visentin e Federico Cibotto, seguiremo, vedremo come andrà a finire. Intanto continua la mobilitazione nazionale degli studenti pro Palestina, nuova azione anche a Padova, dove questa mattina gli universitari del collettivo Spazio Kataia hanno occupato un'aula dell'università chiedendo la discussione sul boicottaggio a Israele.
Dopo le tensioni fuori da Palazzo Bo della scorsa settimana, durante il Senato accademico che ha respinto la mozione che chiedeva di interrompere i rapporti scientifici con le università israeliane, nuova azione degli studenti dei collettivi di Spazio Catai e Potere al Popolo, che questa mattina hanno occupato l'aula Ederle dell'Università di Padova per chiedere nuovamente alla rettrice Daniela Mapelli di discutere una mozione relativa al boicottaggio accademico di Israele. Chiediamo prima di tutto un incontro pubblico come quello che è avvenuto a Napoli e in altre università italiane. Noi ci chiediamo se la rettrice abbia veramente a cuore la democrazia, visto che reprime costantemente il dissenso di noi studenti e studentesse attraverso la militarizzazione dell'università e la chiusura degli ingressi. Vogliamo un incontro pubblico perché pubblico deve essere il dibattito rispetto al boicottaggio accademico. Tra le richieste alla rettrice anche l'interruzione di un accordo con ENI, la cui proroga è prevista il prossimo 27 maggio. L'università non ha ancora preso posizione riguardo al genocidio in corso, l'occupazione dei territori palestinesi, non ha chiesto il cessate il fuoco e continua a collaborare con università israeliane e con aziende che sono direttamente complici del genocidio in corso, come ad esempio ENI e Leonardo. Noi riteniamo che questo non sia accettabile. Il gruppo di studenti ha convocato per domani pomeriggio alle 17:30 nel cortile di Palazzo Bo un'assemblea pubblica. L'intenzione è quella di rimanere in aula Ederle fino a quando la rettrice non darà un appuntamento per un confronto. E ieri era stata invece la volta della decisione di non aprire nel primo giorno di vernice il padiglione di Israele presente alla 60ª esposizione internazionale della Biennale d'Arte di Venezia. Non ha aperto, un cartello all'esterno ne spiegava i motivi, ci sarà appunto possibilità di farlo quando i nostri animi saranno predisposti all'arte, hanno detto gli autori, e dunque quando saranno liberati gli ostaggi e cesseranno le armi. Sentiamo. Fino a quando non verranno liberati gli ostaggi, il padiglione di Israele, presente alla 60ª esposizione internazionale della Biennale di Venezia, rimarrà chiuso. Da Venezia, dai giardini e dalla 60ª Biennale d'Arte arriva così un messaggio subito dirompente. Nel periodo in cui la città è sotto gli occhi del mondo, anche l'arte si conferma un veicolo privilegiato che può abbattere le distanze, dialogare e far parlare tra popoli e paesi, ma anche lanciare messaggi importanti e destinati a far discutere. Oggi, primo giorno di vernice della mostra che verrà inaugurata sabato, tutti i padiglioni hanno aperto i battenti accogliendo i primi visitatori tra addetti ai lavori, critici e giornalisti. Tutti i padiglioni aperti, tranne uno, quello di Israele, che è presente e resta allestito all'interno della mostra, ma chiuso fino a data da destinarsi. La decisione del curatore e dell'artista Ruth Patir, indipendente da quella dell'organizzazione, è stata quella di non aprire fino a che non sarà pattuito un cessate il fuoco, è spiegato in un volantino, e non verranno liberati gli ostaggi. Una scelta, ha spiegato l'artista, anzitutto di solidarietà con le famiglie degli ostaggi e con la grande comunità di Israele che chiede un cambiamento. I visitatori sono stati avvertiti dalla decisione di non aprire con un semplice cartello in inglese. Il messaggio da Venezia ha subito fatto il giro del mondo e questo era l'intento. A cosa porterà questa clamorosa proposta e quanto durerà lo potranno stabilire solo i prossimi giorni. Intanto il padiglione resta chiuso. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Ritorniamo in diretta con la prima edizione di Antenna 3 in questa giornata. Oggi è anche il giorno, andiamo sempre sull'home page del Corriere del Veneto, dell'ultimo saluto ad Azzurra Carnelos, la mamma. La sua storia ha fatto il giro d'Italia, la mamma di appena 33 anni, morta per dare alla luce il figlio. Era come un giorno di sole, dicono i familiari, la madre, il marito ci ha raccontato della sua testimonianza di speranza. Azzurra ha avuto una recidiva del cancro quando era ormai incinta del suo bambino, ha scelto di non sottoporsi a cure che potessero mettere in qualsiasi modo a repentaglio il piccolo. Ha potuto godersi questo figlioletto solo 8 mesi e poi si è spenta per la malattia. Oggi in Duomo a Oderzo l'ultimo saluto a questa mamma, che anche il suo confessore, il parroco, ci ha raccontato essere stata davvero di esempio e di grande dimostrazione di forza per tutti.
A Cessalto invece fa discutere quella che è stata definita un'omelia shock, ma poi l'intervista la ribadisce, quella che ha fatto il nostro Christian Arboit a Don Mauro Gazzelli, parroco di Cessalto, appunto non nuovo, a uscite anche provocatorie e particolari. Fra 20 anni saremo tutti musulmani, ha detto il parroco, che ha ribadito il concetto. C'è una relazione tra aumento della violenza giovanile, ci ha detto, e diminuzione dei battesimi. Sentiamolo. Solo Gesù mi nutre, mi perdona e col suo sangue perdona i peccati e mi ama e muore per amore. Nessuna religione ha un Dio così grande che ama e perdona. Fra 20 anni pochissimi sapranno questo, perché saranno musulmani. Davanti al battistero della chiesa di Santa Croce, Don Mauro Gazzelli ribadisce quanto detto domenica durante un'omelia in occasione del battesimo di 2 pargoli, tempo 20 anni e saremo tutti o quasi musulmani. Prima avevo 10 anni fa 3 prime elementari, 3 secondi, adesso ce ne sono 2, a settembre ce ne sarà solo una. Su una classe di 18 ragazzi, 8 o 9 non sono battezzati o sono musulmani. Con 2 classi io faccio fatica a farne una. Quindi vuol dire che cosa? Vuol dire che fra 20 anni noi saremo veramente pochi. Questione demografica ma anche religiosa e culturale. Spesso chi si battezza, denuncia il prete di Cessalto, lo fa solo per convenzione. Mi fa più paura il relativismo, perché io con i fratelli musulmani ho un bel confronto. Certo, da me vengono i moderati, che discorsi, però io vedo coerenza. Tante mamme badanti dei nostri anziani sono musulmane, però loro mi rispettano, ringraziano quando io mi metto a pregare così. Quindi il problema mio è il relativismo, una religione vale l'altra, tanto poi decideranno, e non abbiamo capito l'unicità della nostra fede cristiana, solo noi perdoniamo e amiamo. Non esiste una religione come la nostra, invece il relativismo le fa passare tutti uguali. Le conseguenze si vedono anche nei fenomeni di questi giorni, disagio giovanile e baby gang. Per Don Mauro c'è una correlazione. Ecco perché aumenta la violenza, perché abbiamo anche meno battezzati. La pace, la serenità, solo noi cristiani la annunciamo. Quindi meno battesimi, perché saremo musulmani di altre religioni, e probabilmente saremo anche più violenti. Chi toglie la vergogna a un bambino? Chi gli dà la serenità? Gli altri bambini, anche musulmani, sono da soli. Noi cristiani li accompagniamo a dare un nome alle emozioni, a dare un nome alla rabbia, gli togliamo la vergogna del peccato. Togliamo la religione cristiana di rito cattolico ortodosso, cosa rimane? Che uno è da solo in balia della sua rabbia, delle sue paure, delle sue tensioni, e quindi aumenta già la violenza, perché ci sono meno battezzati e meno persone che si accosano al sacramento della confessione. Da Castelfranco invece Edi Calimana ha raccolto la storia di 2 coniugi di origini tunisine che da novembre vivono nella loro auto all'ex foro boario della città. La necessità di una casa, ma c'è anche poi l'impossibilità di pagare un affitto, con l'amministrazione comunale che fa sapere di star cercando un dialogo con la coppia per trovare una soluzione a questa loro situazione. Buongiorno così. Questa è la nostra vita. La Fiat Punto Nera parcheggiata sotto la pensilina di un edificio in disuso nel parcheggio dell'ex foro boario. Accanto stoviglie, pentole, detersivi, scatoloni con vestiti e padelle. Le scarpe riposte in modo ordinato, il piccolo fornelletto a gas poggiato sotto lo sgabello utilizzato come tavolo, l'auto colma di vestiti e coperte, i sedili ribaltati per farla diventare la notte un letto. È così che Lotfi Mabruk e Kaltoum Bari, 53 e 48 anni di origine tunisina, vivono dallo scorso novembre. Ho passato il freddo, tutto novembre, tutto dicembre, gennaio, febbraio, marzo, tu sai quanto freddo ha qua. Per fortuna ho trovato il posto coperto qua. L'arrivo in Italia di Lotfi nel 91, il lavoro come metalmeccanico, il ricongiungimento con la moglie e la figlia nata a Castelfranco nel 2005. Poi la crisi del 2010 che ha fatto ritornare Lotfi e Kaltoum in Tunisia e i problemi di salute di Lotfi, colpito da ictus nel 2012. La decisione di tornare in Italia nel 2021. Prendo su 700 persone, però ho una figlia che studia in Tunisia.
mando per sua nonna e mia figlia. Lavori stagionali che non permettono una stabilità tale da pagare un affitto. L'aiuto della Caritas che mette a disposizione dei coniugi le docce 2 volte a settimana e i pasti quando non riescono a provvedere da soli. A Lotfi è stato proposto un posto nel dormitorio maschile, ma non vuole lasciare sola sua moglie. Il problema di trovare lavoro è la necessità di spostare la macchina. Ho chiamato me l'ultima volta all'ufficio collegamento, mi ha detto lavoro per 3 mesi e 3 turni. Ho detto non posso, 3 turni non posso. Dove dormo la moglie? Voglio una casa. Solo una casa per stare con la moglie, non siamo animali, siamo persone noi. Seguiti dagli assistenti sociali sin da novembre, l'amministrazione sta lavorando per trovare una soluzione per i 2 coniugi. Cercare di costruire un progetto condiviso con coloro che ne hanno bisogno per dare una stabilizzazione al problema. Sinora tutte le proposte fatte dall'amministrazione comunale non sono state accettate da questa coppia. Continueremo a dialogare per trovarla una soluzione. Anche ieri i servizi sociali li hanno incontrati, si sta facendo un percorso assieme a loro per trovare un progetto, una soluzione che torni a dare la giusta dignità a questa coppia. La cronaca giudiziaria accoltellò un operatore della Caritas, un 35enne bengalese è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere. È stato giudicato per lesioni personali aggravate il 35enne bengalese che il 22 marzo del 2023 accoltellò al collo un operatore della Caritas di Treviso. L'uomo, che era stato arrestato subito dopo l'aggressione, era stato accusato di tentato omicidio. Reato dunque che è stato riqualificato. Il 35enne ha rischiato infatti una pena di oltre 10 anni, mentre è stato condannato a 2 anni e 8 mesi. Ora l'uomo, che si trova in carcere a Treviso, deve scontare anche 1 anno e 8 mesi per la tentata rapina avvenuta all'Internet Point di via Zenson, avvenuta soltanto qualche giorno prima dell'aggressione. Poi il suo legale, dopo qualche mese, potrà fare la richiesta di allontanamento del 35enne dal nostro paese. Una volontà espressa dallo stesso bengalese, che aveva chiesto più volte di poter tornare in patria. In questi anni in Italia aveva sperato di poter ottenere lo status di rifugiato, ma la sua domanda era stata sempre respinta. Ha vissuto ai margini, dormendo fuori con altri disperati, mangiando la sera, qualche volta alla Caritas. Ora la sua speranza è quella di tornare a casa dopo aver scontato la pena. In questo caso ci ha rimesso un operatore Caritas, ma poi c'è tutto il tema dei sanitari presi di mira in questo periodo, purtroppo medici, infermieri, operatori dai pazienti. È accaduto anche al diabetologo padovano Antonino Pipitone, che aveva chiesto semplicemente a un paziente di indossare la mascherina. Alla semplice richiesta di far indossare la mascherina è stato aggredito dal paziente, furioso, preso a male parole. Non solo, è accaduto al medico padovano Antonino Pipitone, in servizio ieri all'ospedale di Adria. Purtroppo in una giornata per il diabetologo era già il secondo episodio. Il primo, una signora che dopo aver inveito e urlato per tutto il reparto si è convinta a mettere la mascherina. Il secondo caso è stato più violento. Ma la cosa francamente che mi ha dato veramente fastidio e mi ha fatto anche preoccupare che questo signore a un certo punto, urlando e pretendendo ovviamente di non rispettare le norme che ci dà la direzione sanitaria, noi ci atteniamo, mi ha registrato il colloquio ed è andato dai carabinieri a denunciarmi. Pipitone ha subito avvisato la direzione sanitaria dell'USL Polesana e anche i carabinieri. Anche un'infermiera del suo reparto è stata aggredita verbalmente. Episodi di violenza contro i sanitari purtroppo sono sempre più frequenti. Falla più grande di quella che è, perché poi alla fine purtroppo abbiamo a che fare con persone che stanno anche male, quindi un po' di comprensione c'è sempre, però ci sono delle situazioni assolutamente inaccettabili. Questa questione delle mascherine è sempre lungo il filone dei soggetti Novax che pretendono di applicare le regole loro, cioè di fare quello che vogliono e non di rispettare le norme di sicurezza. Mi pare evidente che non è possibile fare delle regole solo per le persone, soprattutto quelle che vogliono imporre in maniera
con violenza, con prepotenza le loro idee, le loro scelte. Pipitone è in servizio anche all'ospedale Colli di Padova. Sulle regole è chiaro, vanno rispettate soprattutto in reparti come la diabetologia, frequentati da soggetti fragili e pluripatologici. Chi minaccia, chi aggredisce, chi è violento, passa davanti agli altri, non rispetta le norme, daremmo anche un pessimo segnale, quindi a maggior ragione dobbiamo essere i primi noi rispettosi e far rispettare le norme. Un page del Gazzettino adesso, Trevignano, siamo nella Marca trevigiana, sfreccia a 150 km orari in centro abitato per provare l'auto sportiva e mette il video sui social col sindaco che naturalmente furioso commenta: è un incosciente. La denuncia di un residente di Musano indignato perché via Villette viene usata come un circuito. Inammissibile mettere a rischio delle vite. Sul caso sta indagando la polizia locale. Chiaro che se venisse trovato il nome dell'automobilista e confermata questa violazione rischia anche una bella multa. E ieri mattina si è sfiorata davvero la tragedia lungo la Marosticana, siamo a Vicenza, quando un furgone, dopo aver perso il controllo, è finito contro la chiesetta di San Giovanni Battista, distruggendone completamente il portico d'ingresso, e 2 sono stati alla fine i feriti. Le immagini parlano molto più delle mie parole. Un camion che trasportava della merce per conto terzi è finito poco dopo le 11, proprio vedete sulla facciata di questa chiesa. Stava viaggiando in direzione centro città l'autocarro che poco dopo le 11:10 è uscito di strada, invadendo la carreggiata opposta e finendo la sua corsa contro il portico d'ingresso dell'antica chiesa di San Giovanni Battista lungo strada Marosticana a Vicenza. Quali siano le cause lo stabilirà l'indagine condotta dalla polizia locale del capoluogo berico. L'esito resta impressionante. Il parabrezza del camion praticamente in frantumi, 2 le persone rimaste ferite, l'autista e il passeggero che gli viaggiava al fianco, entrambe trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo. Le loro condizioni non sono preoccupanti. Devastato il porticato, letteralmente finito sopra il cassone del mezzo pesante, a preoccupare la staticità dell'edificio risalente al XVI secolo, che sarà verificata con attenzione dai vigili del fuoco. Nel frattempo l'area è stata transennata per permettere le operazioni di sgombero delle macerie e di recupero del mezzo pesante. Per tutto il giorno le pattuglie della polizia locale hanno gestito il traffico a senso unico alternato senza particolari problemi per la viabilità. Una ferita per il quartiere di Laghetto. L'antica chiesetta ha scandito il tempo della vita di molti degli abitanti che qui conservano tra i loro ricordi più cari. Andiamole a sentire le voci dei residenti che considerano da sempre un punto di riferimento questa chiesetta e sperano venga presto rimessa a posto. Che sono i ricordi della nostra infanzia qui, perché era parrocchia e la vita del paesetto, perché non esisteva ancora il paese, cioè il quartiere di Laghi, era qui la nostra vita. C'erano tante fattorie, poche case. La vita di una comunità a Laghetto attorno alla chiesetta di San Giovanni Battista lungo la strada Marosticana, edificio storico che fu fatto costruire dai conti Barbaran nel 1568. Voi siete un po' affezionati a questa chiesetta qui nel quartiere? Sì, perché è anche un po' storico ancora. Costruzione che per tutti nel quartiere è da sempre punto di riferimento, dal battesimo alle nozze, e ha scandito ogni tappa per le signore, memoria storica del luogo. Sono nata a Laghetto, sono stata battezzata su questa chiesa, sono stata battezzata, cresimata, andata alla comunione, è anche sposata. È una cosa, mi viene male il cuore vedere la mia chiesetta ridotta così. Adesso l'unico auspicio è che la chiesetta tutelata dalle belle arti, così cara ai residenti, venga presto rimessa in sesto per tornare ad ospitare funzioni della comunità cattolica dello Sri Lanka e le ricorrenze. Quest'anno fanno 80 anni dal ricordo del bombardamento del 18 novembre di Vicenza, e qui lì c'è il monumento dove speravamo di poter fare una bella cerimonia in ricordo di 44 persone che sono morte.
Così a Vicenza dunque vi leggo un'ultima ora, un anziano di 80 anni che si era rovesciato con una barca a Porto Tolle, provincia di Rovigo, è stato salvato dall'equipaggio dell'elicottero Drago 153 dei Vigili del Fuoco di Venezia che aveva a bordo anche i sommozzatori. L'episodio poco prima del tramonto di ieri, quando l'uomo non è più riuscito a controllare la barca alla deriva a causa del forte vento che soffiava e si è rovesciato. L'80enne è riuscito comunque a raggiungere a nuoto la riva, dove è stato individuato dal personale del reparto volo, quasi in ipotermia, è stato portato in volo fino a un campo da calcio nella vicina località Bonelli, dove è stato assistito dal personale sanitario del SUEM alle operazioni di soccorso. Ha preso parte anche la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Adria. Andiamo in diretta da Venezia, Ponte dell'Accademia, adesso che vediamo già inquadrato, la linea a Christian Arboit che è con Alberto Pivetta, perché c'è stata un'azione simbolica, non spaventatevi nel vedere questo cappio degli attivisti dell'associazione italo-iraniana. Filippo. Sì, eccoci, Lina, le immagini le annunciate tu, ve le stiamo trasmettendo in questo momento in diretta dal Ponte dell'Accademia, che è uno dei 4 ponti che danno sul Canal Grande qui a Venezia. È un flash mob che è stato appena fatto dall'associazione Italia-Iran. Noi siamo con il presidente, che è Mario Filippo Brambilla di Carpiano, e le chiediamo subito il motivo di questa manifestazione, che non a caso avete scelto Venezia e avete scelto la città nel momento in cui c'è la Biennale. Sì, sono i giorni della preapertura della Biennale di Venezia, con la presenza mediatica maggiore che si possa ottenere, è modo per dare voce ai tanti esuli iraniani che insieme all'associazione vogliono ribadire che la guerra della Repubblica Islamica e l'Iran rappresentato dalla Repubblica Islamica non è l'Iran reale. Il popolo iraniano in realtà vuole vivere in pace con le nazioni medio orientali vicine, vuole uscire dall'isolamento internazionale prodotto dall'attuale regime nato, come ben sappiamo, dalla rivoluzione del 1979, che ha minato, è stato uno dei fattori più importanti che ha minato l'equilibrio già precario del Medio Oriente. Ecco, nel cartello c'è scritto: il popolo iraniano vuole la pace. Perché c'è un cappio? Beh, l'Iran è il paese con il maggior numero di impiccagioni al giorno. La stragrande maggioranza delle vittime sono giovani donne, giovani uomini che vengono impiccati, condannati a morte con processo sommario solamente per dei reati di opinione o peggio ancora dei reati contro la morale, contro la religione islamica sciita duodecimana, ovviamente ritenuta tale dal regime fondamentalista. In questo momento la tensione naturalmente è a 1000 per quello che sta capitando, le tensioni con lo Stato di Israele. Che informazioni trapelano dall'Iran attraverso i contatti che avete in quel paese? Sicuramente la popolazione è molto spaventata per quello che le potrà accadere, un attacco esterno che possa coinvolgere vittime civili è sicuramente una opzione da scongiurare. La cosa che gli oppositori iraniani ci dicono e auspicano è quello che il mondo occidentale possa più che altro isolare completamente il regime in modo da poter favorire una rivolta dall'interno che sia fatta da iraniani per raggiungere la libertà e avviare quella transizione alla democrazia e alla libertà costituzionale che il leader in esilio delle opposizioni liberali, principe Reza Pahlavi, caldeggia da tempo e per cui ha dei piani molto precisi. Grazie a Mario Filippo Brambilla, presidente dell'associazione Italia-Iran. Noi chiudiamo con questa immagine alle mie spalle del Ponte dell'Accademia, in cui ancora resiste, vediamo fino a quanto, perché ovviamente ci aspettiamo che venga rimosso molto presto, è stato messo pochi minuti fa, ci aspettiamo un intervento delle forze dell'ordine a breve. Comunque per ora è lì e il messaggio, diciamo, è stato lanciato e probabilmente sarà anche arrivato. Lina, a te la linea. Grazie a Filippo Fois, ad Alberto Pivetta e all'ospite. Venezia, palcoscenico internazionale senza dubbio, artistico e politico. Non a caso l'ANSA batte un'agenzia da pochi minuti, c'è stata una protesta con la distribuzione di alcuni volantini ai visitatori da parte di un gruppo di dimostranti davanti ai padiglioni degli Stati Uniti e di Israele alla Biennale d'Arte. Un gruppo di persone si è spostato tra i due edifici che sono vicini
vicini tra loro. Nei volantini si invita a boicottare quelli che vengono definiti padiglioni del genocidio. Il gruppo si è poi allontanato dai giardini della Biennale senza tensioni. Allora, arte, tradizione che è anche economia per i nostri territori. C'è una missione in preparazione in Cina dell'Associazione Italiana Città della Ceramica con l'obiettivo di cercare nuovi accordi per uno sviluppo verso est del mercato. L'obiettivo è la Cina. Parliamo della ceramica artistica di Nove, ce ne parla la nostra Monica Smiderle, che vedo in diretta proprio dal Museo della Ceramica. Per la parte tecnica c'è Alessandro Costacurta. Monica, a te buongiorno, sei col sindaco, vedo. Buongiorno a te Lina, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, sono con il sindaco di Nove, Luca Rebellato, che saluto e ringrazio. Siamo all'interno del Museo della Ceramica De Fabris di Nove, un vero e proprio scrigno, una raccolta di grandi opere dei ceramisti novesi della storica famiglia Antoni Bona, ma anche degli artisti più contemporanei della produzione ceramica. Mi viene in mente Alessio Tasca, piuttosto che Pompeo Pianezzola oppure Candido Fiore. All'interno di questo scrigno parliamo appunto del mercato della Cina, un mercato che potrebbe rivelarsi molto importante per il settore della ceramica non solo di Nove ma dell'intera Associazione Italiana Città della Ceramica, che hanno gettato le basi appunto di questo progetto che guarda alla Cina. Siete appena rientrati da un viaggio, da una missione per cercare contatti, stringere accordi e gemellaggi, sindaco. Certo, assieme all'Associazione Italiana Città della Ceramica, che rappresenta a livello nazionale 57 città in Italia, siamo stati ospitati da una delegazione, diciamo, di importanti personaggi cinesi che ci hanno chiesto di visitare le più famose città della ceramica cinesi. Questo per creare anche un rapporto di collaborazione culturale, per condividere esperienze, condividere artisti e quindi anche un probabile progetto futuro di collaborazione anche economica. Un progetto certamente culturale, come ci diceva il sindaco, ma che guarda al concreto, quindi all'economia. Va detto che è un settore, quello della ceramica, che si è fortemente ridimensionato, purtroppo 3.500 addetti qualche anno fa, adesso parliamo di 400 addetti, quindi il mercato cinese potrebbe rivelarsi un bacino importantissimo per la produzione di quest'area. Certo, il nostro Paese si sta concentrando in una produzione di qualità, ma con numeri limitati. Difficilmente la Cina ci può, tra virgolette, copiare in questo ambito, perché oggi noi siamo piccoli, e anzi troppo piccoli per la loro attività commerciale. Piccoli ma molto bravi, sindaco. Piccoli ma molto bravi, addirittura diventiamo interessanti per il mercato cinese, perché la qualità e il famoso Made in Italy diventa l'eccellenza e anche un mercato che può essere destinato alla Cina. Ricordiamo che la Cina oggi è il terzo mercato, per esempio, per il marchio Ferrari, quindi su 1.400.000 abitanti più di 20 milioni sono miliardari, un'economia in forte espansione, un interesse rivolto a Made in Italy e quindi anche alle eccellenze. Nove ne rappresenta molte, sia eccellenze passate ma anche eccellenze presenti, dove abbiamo una produzione di nicchia e sicuramente un mercato di elevata qualità e di standard veramente interessanti. Made in Italy, qualità molto elevata, produzioni artistiche, insomma il mercato cinese guarda con molto interesse e poi ha una capacità di acquisto notevole, abbiamo sentito i numeri dal sindaco. Allora, voi avete gettato le basi, quali possono essere gli sviluppi futuri di questo progetto? Ma gli sviluppi, diciamo, non sono immediati. Quello che sicuramente programmeremo è una condivisione degli artisti italiani con gli artisti cinesi. Ci è stato chiesto di organizzare una delegazione che potrà andare di nuovo in Cina nei prossimi mesi, portando la nostra arte al loro interno e successivamente scambiando culturalmente quelle che sono le esperienze degli artisti cinesi con il nostro territorio. È famosa anche una festa della ceramica che si svolge a fine agosto e primi di settembre, è prevista la partecipazione anche di rappresentanti della Cina.
Allora, noi abbiamo formalmente invitato alcune persone. Tra parentesi, la settimana scorsa ero a Cappella Maggiore, dove una delle artiste che abbiamo incontrato è venuta ad esporre qui in Italia, in particolar modo a Cappella Maggiore in provincia di Treviso. Questo continuerà, è un rapporto di collaborazione che cerchiamo di instaurare attraverso i più noti produttori di ceramica artistica con i nostri artisti ceramisti. Insomma, è una terra di ceramica 9 che guarda con fiducia a questo nuovo filone che insomma si inserisce anche nei 700 anni di Marco Polo. Certo, lo scopo è anche quello di far capire che siamo stati noi a copiare per primo i cinesi. Quando nel 700 anni fa Marco Polo aveva iniziato a importare le porcellane prodotte da oltre 2000 anni dai cinesi con una qualità e un'eccellenza importante. Infatti anche l'Antony Bon è nata un po' per quello, cioè per creare dei pezzi artistici per i nobili veneziani che, vista la porcellana cinese, volevano a tutti i costi. La nostra non è una porcellana di elevata qualità come lo era all'epoca quella cinese, perché non conoscevamo la porcellana, conoscevamo solamente la ceramica, la cosiddetta faïence, che proprio deriva dal termine della città di Faenza. È una ceramica di qualità più bassa, ma arricchita e impreziosita da quelli che erano i decori dei nostri artisti, dei nostri produttori. E lì siamo riusciti a esportare anche all'estero e quindi a creare un mercato che ha avuto un exploit negli anni, alla fine degli anni 70, inizi 80. Un po' alla volta poi il mercato ha avuto un lento e costante declino. Adesso ci siamo consolidati perché? Perché abbiamo puntato a quelle che sono le microproduzioni, l'elevata qualità e anche una ricerca non solo nel prodotto, nel design, ma anche in tutta quella che è lo stile di produzione, quindi nel proporre soluzioni innovative. Ed è questo insomma quello che piace anche al mercato. Io ringrazio il sindaco di Nove, Luca Rebellato. Lina, restituisco la linea allo studio. Grazie Monica, grazie al tuo ospite come sempre, grazie ad Alessandro Costacurta per la parte tecnica. Noi adesso andiamo velocemente in pubblicità, torniamo tra poco con i nostri ospiti. Nei periodi di depressione, soprattutto quando sto male, scrivo tantissimo, scrivo diari, scrivo per sfogarmi. Da lì piano piano sono passata su Instagram fino a dire, per scrivere un diario provo a buttare giù qualcosa sotto forma di romanzo, tra virgolette. E ho iniziato a scrivere su una piattaforma online che si chiama Wattpad, che è appunto per scrittori indipendenti. Dato che mi piace fare le cose in grande, ho deciso di trasformare i miei pensieri e quello che mi stava succedendo in un libro. E che ce l'ho qui, non si vede al contrario la copertina, però Noi Voci Invisibili, che penso sia abbastanza chiaro, parla di noi che non abbiamo voce in capitolo in questa società al momento. Parla di noi che ci nascondiamo perché abbiamo paura del giudizio degli altri, e parla di noi voci invisibili perché il disturbo non lo vedi. Ripeto, non è come un braccio rotto, non si vede ma c'è. Proseguirebbe per altri 15 minuti queste parole, questa intervista a Elisa Schininà. Elisa dal 2021 non c'è più, noi abbiamo in studio i suoi genitori che dall'esperienza drammatica di Elisa, dalla malattia mentale che lei stava cercando di affrontare anche scrivendo, hanno con grande forza e con grande determinazione creato un'associazione che adesso parla apertamente di questo
e cerca di essere vicino a chi vive quello che hanno passato anche loro. Allora io saluto e ringrazio che mi hanno raggiunto in studio Antonia Bassignana. Buongiorno Antonia, grazie per essere venuta qui oggi, mamma di Elisa, e il papà Maurizio Schininà. Buongiorno Maurizio. Grazie Lina dell'invito. E grazie a voi. Allora, la famiglia Schininà è piemontese di fatto, il collegamento con il territorio ce lo dà l'occupazione e la professione del signor Maurizio, che è direttore del cementificio di Pederoba. È una realtà produttiva molto nota nel nostro territorio, tra l'altro ben inserito anche a livello sociale nella comunità di Pederoba, no Maurizio? Tanto che questa storia, questa vostra esperienza e quello che ne è derivato poi è entrato anche un po' a far parte del tessuto della sensibilità anche del nostro territorio. Allora Elisa mostrava la copertina di questo libro, che è una testimonianza molto forte da parte di questa ragazza, eccolo qua, di quella che è stata la sua esperienza. Abbiamo anche la clip proprio con la copertina. E che voi, e da questo voi avete preso spunto, Antonia, per andare a fondo, cercare di comprendere, credo per una motivazione umana vostra innanzitutto, di genitori, e poi anche per cercare di aiutare chi si trovi in queste situazioni. Avete dato luce a un'associazione che si chiama proprio La Voce di Elisa, voci invisibili ma non voci che non si fanno sentire, no? Elisa ci ha lasciato un'eredità molto chiara e molto forte con il libro che ha scritto. Lei voleva parlare e dice noi, perché vuol parlare per sé e per tutti gli altri, per tutte quelle persone che magari non hanno modo, occasione, forza, capacità di raccontare, di spiegarsi, di esprimere quanto sia importante, forte, difficile affrontare una malattia della psiche o una malattia psichiatrica, un disturbo del tono dell'umore. Inizialmente noi ci siamo focalizzati sul libro per completarlo nella sua forma editoriale attuale, che comprende 2 parti, una che Elisa aveva già pubblicato quando ancora era in vita e una seconda parte che aveva scritto negli ultimi suoi mesi in cui è rimasta in casa con noi. Quindi dal libro è venuta poi l'occasione, incontrando persone che si occupano di salute mentale, del tema appunto del disagio psichico dei giovani. Da questo incontro tra noi e persone che già erano inserite in questo contesto viene venuta fuori l'occasione e l'idea di far nascere un'associazione che potesse a 360 gradi occuparsi di disagio giovanile, disagio psichico ovviamente. E questo è stato possibile nel nostro territorio grazie a una bella collaborazione con l'ASL della nostra area, che aveva già da anni strutturato un progetto che si chiama Progetto Giovani per supportare i ragazzi dai 18 ai 25 anni con specialisti qualora avessero la necessità di un supporto di psicologo, psichiatra, infermieri, educatori o assistenti sociali. Però questo progetto che è stato quindi sposato dalla nostra associazione adesso è riuscito a svilupparsi in modo molto più ampio e offrire veramente una possibilità di supporto ai ragazzi più importante di quella che negli anni passati era riuscito ad avere. Vuoi perché viene divulgata la natura di questo progetto, vuoi perché mettiamo tante risorse all'interno del progetto stesso per poterlo far lavorare al meglio. Ecco, noi siamo già passati dalla parte di quello che state facendo, Maurizio, ma parliamo un attimo di Elisa, anche se non è semplice. Che storia ha avuto brevemente Elisa? Guardi, non ho fatto in tempo a parlarne come moglie, ma proprio oggi, 36 mesi fa, Elisa dal letto di ospedale lanciava la pubblicazione del libro autoprodotto tramite Amazon. È una coincidenza stranissima quella che oggi stiamo vivendo, perché quest'ultimo periodo è stato costellato da tante coincidenze. Elisa scoprì questo mondo della psichiatria dopo i primi ricoveri. Lei viveva a Firenze e quando ha avuto i primi gesti anticonservativi è stato necessario correre ai ripari ed è stata ricoverata. Lì si è aperto un mondo per lei ma anche per noi e si è resa conto delle difficoltà che parecchi giovani come lei incontravano nella vita quotidiana
E si era resa conto che ancora lei si dichiarava fortunata perché aveva dei genitori che erano in grado di poterla supportare, seguire, tant'è vero che mia moglie ha rinunciato per un anno alla sua attività professionale, abbiamo diviso i compiti, io ero dietro le quinte e cercavo di dare il sostegno che potevo, anche perché da pochi mesi ero arrivato proprio qui in Veneto per l'attività professionale, quindi non potevo mancare agli obblighi che avevo e cercavo di correre ai ripari muovendomi come potevo, e quindi il supporto che Elisa ha ricevuto e dalla mamma e dal papà nel momento in cui potevo, e voleva poterlo offrire anche a chi aveva conosciuto all'interno del reparto psichiatria. E iniziò quindi a scrivere in maniera prima riservata e poi pubblica tramite social quelli che erano i suoi pensieri, al punto che il 16 aprile, proprio di 36 mesi fa, 17 aprile, mi fece una telefonata e mi disse: papà, ti arriverà un libro, leggilo ma non giudicarmi. A quel punto è stato un pugno allo stomaco perché ha reso pubblico un dramma che stavamo vivendo da un anno e facevamo anche fatica proprio per il tipo di malattia a interloquire con gli amici, conoscenti, il mondo delle persone con le quali mi muovevo, ma dall'altra mi ha tolto un peso dallo stomaco perché ha rotto un tabù, il famoso stigma che noi stiamo cercando di combattere attraverso la divulgazione di questo tema, tant'è vero che oggi se ne parla molto di più di questo tema del disagio psichico, psicologico, tant'è vero che le istituzioni stanno correndo ai ripari, mettendo a disposizione dei supporti psicologici anche nelle scuole. E quindi il primo impatto è stato di sollievo, perché se ne parla lei, ne possiamo parlare anche noi, possiamo uscire allo scoperto anche noi, ma soprattutto poi bisognava intraprendere un percorso di recupero in maniera veramente sostanziale. Quindi la vita di Elisa in quell'anno, proprio a cavallo del lockdown, è stata la causa scatenante di una malattia che era latente. Il lockdown è stato devastante da un certo punto di vista, ma anche quasi liberatorio per lei, perché lei infatti comincia il libro raccontando di questa ricerca della verità, il disagio che provava, e grazie finalmente a uno specialista che è riuscito a individuare il problema, e lei inizia il libro dicendo: mi sono sentita aperta in due quando mi hanno fatto questa diagnosi, adesso cerchiamo di capire come gestire questa malattia. E quindi da qui lei è nata con la voglia di raccontare, sia per comprendere, sia per aprire uno squarcio, un velo, su un disturbo che è molto diffuso, molto più di quanto potessimo immaginare. Possiamo spiegare di cosa stiamo parlando, Maurizio? Sì. Ecco, di che disturbo stiamo parlando? Lei soffriva di disturbo bipolare, crisi di ansia, crisi depressive, era una sommatoria di vari disturbi. Aveva anche un disturbo di tipo borderline, esattamente. E non le aveva, chiedo scusa, che non le avevano impedito però di farsi una carriera, di sviluppare i suoi talenti, no? I primi sintomi erano emersi con una frase banale al secondo anno di università: papà, non mi sento di andare all'università, non mi sento domani di andare. Lei frequentava Milano, il Politecnico, si occupava di fashion design, però è una frase che tante volte i ragazzi magari dicono: non me la sento, oggi non me la sento. È stato un segnale. Effettivamente avevamo percepito che quel segnale andava al di là dell'umore del giorno, della insomma, persona, no? assolutamente. E infatti 10 anni prima dell'evento tragico erano emersi i primi segnali, i primi sintomi, ma non in maniera evidente. E quindi ci siamo preoccupati e lei lì ha iniziato un primo percorso di approccio al recupero di natura psicologica, ma non è stata mai emersa, non è stata mai identificata la malattia profonda che invece stava covando e che si è sviluppata poi nel tempo. E questo non le ha impedito dai 21 anni dai 20 anni ai 29 anni di crearsi la sua attività professionale. Lei è riuscita a laurearsi, a fare dei master, è andata in giro per il mondo, è vissuto a Londra, è vissuta alle Canarie, è stata a Milano, fino a quando si è stabilita in maniera, diciamo, definitiva nel 2016 a Firenze, perché aveva trovato il suo punto di equilibrio personale, relazionale e soprattutto professionale. Infatti lei si occupava di fotografia nell'ambito della moda, collaborava con Pitti Uomo, Pitti Donna, Pitti Bambino, collaborava con marchi noti del mondo della moda. Sì, una carriera ben avviata. Assolutamente, insomma. Assolutamente. Era riuscita a crearsi degli equilibri nell'ambito delle sue attività, aveva delle fragilità, veniva supportato ogni tanto. Ricordo una volta era in Inghilterra a fare aveva aperto una start-up con una socia in Inghilterra, si occupavano di costumi, se non ricordo male. La mamma aveva percepito attraverso i social, perché non comunicava facilmente con noi, ma noi in base
alle frasi, alle fotografie, ai colori e agli sfondi che pubblicava sui social, capivamo il problema, o se c'erano dei problemi oppure no. Una volta mia moglie è dovuta partire, è andata in Inghilterra per darle una mano, aveva superato anche quella crisi, quindi in questi 10 anni era riuscita a gestire le difficoltà. Quello che noi diciamo oggi col senno di poi, percepire per tempo i segnali deboli è fondamentale, ed è poi quello che con l'associazione diciamo abbiamo fatto. Tornando al libro e tornando a Elisa, e poi nel 2020 c'è stato il lockdown, c'è niente da fare. Lì si sono fermate le attività, soprattutto nell'ambito del suo settore, fotografie, mode, eventi. E lei si è sentita prigioniera in casa. Sentendosi prigioniera in casa ha cercato di reagire, ma ha trovato anche un modo alternativo di sopravvivere a quel periodo di chiusura. Sono entrate in crisi parecchie persone, ma chi aveva una fragilità più marcata evidentemente non è riuscita più a superare questa difficoltà. È emersa tutto il problema che poi abbiamo scoperto essere di natura patologica, e da lì è stato una caduta agli inferi, come la chiamava lei, e noi con il testo che lei poi ci ha rilasciato e che ci ha fatto pervenire come prima versione, ma completa nella seconda versione, abbiamo scoperto effettivamente quello che stava patendo, e noi ci siamo ritrovati soggetti attivi, protagonisti in questa storia. E non è facile rileggere la propria vita vissuta nell'ultimo anno dalle parole della propria figlia, che poi alla fine ha deciso di concludere in maniera definitiva l'esistenza in terra. Maurizio, grazie. Antonia, questo testo qui è consigliabile a tante persone, no? Questo libro di Elisa. Non solo a chi voglia conoscere la sua esperienza, ma anche a chi opera direttamente in questi settori. No? È importante, sì, per tutti quelli che si trovano ad avere a che fare con pazienti, con possibili pazienti. Ecco, non parliamo solo di un libro che può essere utile a familiari, magari anche di ragazzi, ma anche di persone adulte, insomma, che hanno difficoltà, ma anche proprio operatori sanitari, sì. È così? Sì, infatti i livelli di lettura possono essere diversi. Da un lato è un testo scritto veramente molto bene e quindi ci si può approcciare come a un libro da leggere, perché è un bel libro, è se un posso diario, dire. Sì, sì, Tant'è vero che è stato presentato al Salone del Libro di Torino. Però non ci si può fermare qui, non ci si deve fermare qui. È un libro che può essere utile a tutti coloro che fanno parte della comunità educante, quindi professori piuttosto che educatori, allenatori sportivi, ragazzi che sono nei gruppi parrocchiali, perché il libro aiuta a entrare, capire, avvicinarci al mondo della sofferenza psichica e quindi essere poi attenti a rilevarla qualora tu la possa incrociare, qualora tu la incroci in uno dei ragazzi che hai nei tuoi gruppi. Ma la cosa più importante, che è quella che accennava lei, è proprio quella che secondo me è un libro che dovrebbero leggere tutti coloro che operano nella sanità, in particolare nella sanità che ha a che fare con la psichiatria e con i disturbi psichici, ma non solo. Una professoressa dell'Università di Novara, di scienze infermieristiche, ha scritto: Elisa condivide i suoi diari lasciandoci scoprire una visione all'interno della sofferenza, meno compresa non solo a livello sociale ma anche professionale. È un libro che diventa per noi, e quindi parla degli operatori sanitari, un'opportunità unica e rara di riflessione sul nostro lavoro, sulla deontologia professionale, sugli effetti delle interazioni tra curati, curanti e organizzazioni sanitarie. Dove e quando la sofferenza della mente si sente nel corpo e dove e quando quella del corpo intacca la mente, realmente si può andare nel libro a cercare quell'aspetto che più coinvolge la vita di ciascuno, quindi anche quella del medico, dello psicologo, dell'operatore sanitario, anche perché veramente non è facile trovare una persona che è all'interno di una sofferenza psichica e che riesce a raccontarla in modo così equilibrato, lineare, senza autocommiserazione, senza un autoriferimento, ma una vera e propria descrizione cristallina, direi, di che cos'è la sofferenza psichica. E quindi questo può tornare veramente utile in diverse occasioni a diversi livelli. Sì, se mi consente. Prego Maurizio. Questo testo, che ripeto, come diceva mia moglie, si presta a diverse letture, e lo scorso anno abbiamo avuto la soddisfazione
che è stato preso in una quinta superiore, in un istituto secondario, come testo di discussione tra i ragazzi, perché Elisa scrive comunque, è una figlia del suo tempo, quindi scrive esattamente il vissuto dei giovani della proprietà, della sua età, quindi gli amori, le giornate belle, perché non è un libro triste, è un libro pieno di vitalità. Ci sono passaggi bellissimi in cui lei racconta quando stava bene, gli squarci di Firenze, le gite al mare, i viaggi alle Canarie, l'esperienza di Londra, però scriveva anche dei momenti in cui stava male, dei momenti in cui non riusciva a percepire questo fastidio. E leggere quei momenti significa entrare nella mente di un giovane che fa fatica a comprendere cosa sta accadendo. Ed è con piacere che è stato utilizzato, ripeto, in una quinta superiore come testo di discussione e lo hanno portato come tesina, ciascuno portando la propria esperienza e vedere se c'era qualche collegamento con l'esperienza personale di alcuni ragazzi. Quindi si presta a diverse interpretazioni, a diverse letture, assolutamente sì. Tra l'altro proprio il periodo del lockdown e del Covid ha acuito, abbiamo detto, nei soggetti fragili senza dubbio la propria difficoltà, però di buono ci ha lasciato che ha permesso di parlarne apertamente, perché essendo un problema generalizzato finalmente l'ha sdoganato. No? Sì. Il tempo è poco, ma io chiedo ad Antonia. Antonia, cosa si sente di dire a genitori, parenti, familiari di persone che a un certo punto danno determinati segnali che si possono trovare anche qui, devo dire, identificarsi, come dice lei, rispetto alla propria esperienza, in base a quello che avete vissuto voi? Come si devono comportare? Allora, intanto estrema attenzione e pesare bene atteggiamenti, parole che a volte possiamo prendere con un po' di superficialità, ma giustamente, perché invece no, fare attenzione, perché a volte qualche parola, qualche atteggiamento, qualche variazione del carattere, qualche cambiamento nel modo di fare del ragazzo può avere un significato più profondo, quindi fare molta attenzione. Sicuramente poi se c'è un disagio, se viene percepito un disagio, rivolgersi a persone qualificate. E la cosa che io dico anche a dei genitori che mi hanno cercata, sappiate che voi avete tempo, quindi non bisogna avere fretta, bisogna camminare lentamente a fianco al nostro figliolo, alla nostra figlia, al nostro figlio, sapendo che davanti abbiamo del tempo per intervenire. E la ricchezza che hanno gli altri genitori rispetto a noi è il tempo. Noi non abbiamo più tempo per poter lavorare, per poter camminare con Elisa. Ma i genitori che lo hanno lo afferrino, lo tengano stretto, non si lasciano abbattere dalle difficoltà, perché le difficoltà sono enormi, ci si sente veramente tanto soli e tanto abbandonati quando sei lì col ragazzo tuo che soffre, però avete davanti il tempo e le possibilità, prendetelo, tenetelo stretto e andate avanti. Questo significa una cosa, ovviamente, la forza della famiglia, c'è niente da fare. Bisogna prendere atto che anche tanto disagio, secondo me, oggi è presente perché manca la forza della famiglia, il tempo di ascoltarli, il tempo di seguirli. Ripeto, lei si è annullata letteralmente per un anno e si è immedesimata istante per istante in ciò di cui aveva bisogno mia figlia. Spesso la rifiutava, perché la malattia spesso del disagio, della depressione, rifiuta anche l'aiuto e lei aspettava il momento giusto in cui Elisa chiedesse bisogno. Se mi consenti gli ultimi secondi, ne approfitterei invece per dire che con la nostra associazione, che ripeto siamo stati coinvolti perché noi non siamo del mestiere ma portiamo una testimonianza, siamo stati coinvolti e abbiamo una serie di dati che ci indicano esattamente il valore che stiamo portando nel nostro territorio e che potrebbe essere replicata dove ci sono le opportunità, sul supporto che stiamo portando e contribuendo ai ragazzi del nostro territorio. Mia moglie ha i numeri che si è fatta aggiornare proprio ieri, se li vuoi citare Antonia, e anche per spiegare un po' l'impegno che la nostra ODV sta portando avanti. Ma intanto la nostra associazione vuole soprattutto intercettare il disagio iniziale. Quanto prima tu riesci a intercettare il ragazzo e lavorare con lui, tanto più risultati ottieni sul lungo tempo. E attualmente ci sono più di 100 ragazzi che sono in carico alla nostra associazione e l'associazione riesce a, perché non ce ne occupiamo noi direttamente, ma sono gli specialisti che sono all'interno dell'associazione, psicologi, psichiatri, educatori, riusciamo a fornire, e tra l'altro sottolineo che tutto questo lavoro viene fatto in collaborazione con l'ASL
del nostro territorio e noi incrementiamo all'interno della struttura le ore disponibili per i ragazzi. E sono seguiti più di 100 ragazzi in questo momento e ci sono più di 850 ore all'anno di psicologo disponibili per i ragazzi, quindi insomma sono numeri importanti. È un supporto importante, senza dubbio. Infatti quindi il nostro lavoro è cercare fondi. La vendita del libro, che si può trovare online, chiaramente contribuisce, da lì tutto è partito, dalla raccolta dei libri, perché è un'idea di Elisa. Io voglio pubblicare il libro perché io con quello che vendo voglio aiutare i miei amici che ho lasciato in psichiatria, in ospedale a Firenze. Era partito da là questa storia. Quindi la vendita del libro, la raccolta fondi, la promozione, il 5 per 1000, tutto quello che è necessario viene canalizzato per pagare gli specialisti che seguono i ragazzi in supporto alla struttura pubblica che sappiamo tutti ha dei limiti, ma è fondamentale. C'è una grossa sinergia tra la nostra ODV e la struttura sanitaria territoriale della provincia di Cuneo. Certamente. Quindi per me Elisa non è morta, Elisa è ancora viva, la malattia non ha vinto e questo libro è nella conferma, perché potrebbe diventare il libro una via per qualche altra famiglia, come diceva mia moglie, di riuscita o di soluzione se si interviene in maniera precoce, preventiva. Percepire i segnali deboli è fondamentale. Grazie, il tempo è finito. Antonia, Maurizio, vi ringrazio tantissimo di cuore per questa vostra testimonianza, grazie che è davvero molto, molto forte e sono sicura che ha colpito al cuore più di qualcuno a casa e sicuramente magari anche instillato qualche campanello nella mente di qualcuno che non sa dare un nome a quello che vede, ai comportamenti. È il nostro compito, è quello che stiamo facendo. È quello che stiamo facendo. Che non si spiega. Allora, ripetiamo, Noi Voci Invisibili, il titolo del libro che Elisa ci ha lasciato in consegna, è così, e quindi ecco, è un'esperienza leggerlo, ve lo raccomandiamo davvero di cuore. Grazie Maurizio e Antonia, grazie di essere stati con noi. Non lasciateci perché tra poco voi telespettatori, noi abbiamo lo speciale CGIL, tra pochissimo parleremo, cambiamo completamente tema, sapete che noi purtroppo siamo schiavi del palinsesto e allora parleremo di dichiarazione dei redditi, importantissime informazioni, adesso le previsioni del tempo. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Benvenuti al meteo, previsioni per mercoledì 17 aprile. Sul Veneto nuvolosità variabile alternata a schiarite, con tratti di instabilità soprattutto a cavallo delle ore centrali e sulle zone montane e pedemontane. Probabili precipitazioni nelle zone montane, in pianura possibili rovesci anche a carattere temporalesco a partire dal pomeriggio. Temperature in diminuzione fino a valori inferiori alla media stagionale, minime tra i 4 e i 7 gradi, massime tra i 14 e i 19 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia tempo variabile con annuvolamenti più consistenti a partire dal primo pomeriggio che potranno portare possibili rovesci o locali temporali. Temperature sotto i valori stagionali, minime tra i 4 e i 7 gradi, massime intorno ai 14 e i 16 gradi. Sul Trentino Alto Adige la giornata sarà caratterizzata da parziali e temporanee schiarite alternate ad annuvolamenti localmente associati a brevi rovesci o temporali pomeridiani. Nelle zone più alte è possibile anche la caduta di qualche fiocco di neve. Temperature inferiori alla media, minime sui 5 e i 6 gradi, massime intorno ai 19 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.